La SEAP Pallavolo Aragona continua a mietere successi nel campionato di Serie B2. Le biancazzurre hanno battuto al Palasport Pippo Nicosia il Nola Città dei Gigli con il risultato di 3-1. Questi parziali 18-25, 25-18, 25-13, 25-10. Una partita giocata nei primi due set con le ospiti più determinate e concentrate nello sfruttare in pieno gli errori, sia in battuta che in ricezione d'attacco del sestetto della SEAP diretto da Paolo Collavini. La SEAP Aragona infatti ha sbagliato l'approccio alla gara, ha sottovalutato il Nola, ultimo in classifica, ed ha perso meritatamente il primo set con uno scarto di oltre 7 punti. Poi la formazione del presidente Di Giacomo si è ricompattata, ha trovato gli giusti automatismi, 3 reparti ed ha recuperato e vinto senza particolari problemi l'incontro. La SEAP Aragona esce fuori con classe ed esperienza, la ricezione è perfetta, i contrattacchi vanno regolarmente al segno, per il sestetto campano non c'è più nulla da fare. I 3 punti consentono alla SEAP Aragona di rimanere incollata alla Santa Teresa Riva, in vetta al campionato, con 3 lunghezze di vantaggio dalla formazione di coach Collavini. Domenica prossima, per la 7ª giornata di ritorno, la SEAP sarà di scena a Reggio Calabria contro il Voller Region, formazione in lotta per il terzo posto.